Nel corso dei secoli il castello normanno ha assunto diverse funzioni, che ne hanno modificato anche la struttura interna ed esterna. Fu una fortezza, una residenza nobiliare, una prigione e da 60 anni circa è il museo regionale. Ovviamente tutti questi cambiamenti hanno lasciato al suo interno delle testimonianze forti e ciò che salta all'occhio dei visitatori riguarda soprattutto il periodo in cui fu una prigione. Difatti ritroviamo ai piani superiori delle scritte incise nelle pareti, fatte proprio dai carcerati, con i loro nomi o delle date significative, oppure le botole che si trovano nel soffitto del piano terra, da cui venivano calati i carcerati proprio fisicamente, o tramite corde o tramite il gabbiotto, e si lasciavano morire di stenti al buio e al freddo. Fortunatamente alla fine del Settecento, grazie a un decreto borbonico, questa barbara usanza fu del tutto cancellata. Oggi, con Percorsi Sonori, questa rassegna musicale, il castello assume una funzione del tutto nuova, anche se resta comunque protagonista, fa da sfondo una nuova arte, che è quella della musica.